Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto la pillola, oggi parleremo di quelli del mio sentire o di quelli che non vibro come te, non ho la stessa vibrazione e quant'altro, insomma tutto quello che è nel non mio sentire. Perché? Perché il vostro Marietto nei vari anni in cui ha predicato e divulgato le varie informazioni vibrazionali, cabalistiche e esoteriche, sempre gratuitamente chiaramente, ha incontrato tanti di questi soggetti che dopo un po' che seguivano il vostro Marietto, a un certo punto si svegliavano un giorno e dicevano il mio sentire non è come il tuo e via. Ora, però, prima di iniziare questa micropillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Il Degana Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove lunedì sera il Degana Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. Bene, iniziamo un po' a parlare un po' di questo, il mio sentire non è come il tuo. Allora, però il discorso io lo prendo un po' da distante, lo prendo più o meno un discorso che può partire 53 anni fa. Allora avevo 5 anni ed eravamo a Varese in una stanzetta al terzo piano. Io ero seduto su una sedia e c'era il capitano degli Alpini di Torino e il mio babbo. Eravamo lì e il capitano degli Alpini di Torino e il mio babbo mi facevano vedere un po' cosa sarebbe successo nel futuro. E a un certo punto vedevo certe cose, insomma, da fare, insomma, raccapponare anche la pelle a un bambino, però a un certo punto vidi che eravamo arrivati a un certo punto della mia vita in cui c'era un sistema operativo e vedevo che il capitano degli Alpini di Torino tremava, vibrava e aveva terrore di quella cosa lì. Sicuramente io avevo visto cose molto più tremende in quel periodo lì in cui ero in quella stanza, però non riuscivo a capire come mai il capitano degli Alpini tremasse di fronte a un sistema operativo che stava dentro un computer. Sembrava una cosa leggera, sembrava un foglio, no? Voi dovete immaginare che era un bambino di 5 anni che guardava la cosa. Poi, chiaramente, col tempo il vostro Marietto ha cambiato opinione e ha capito certe cose. E le vediamo in questo momento. Cioè, la prima cosa che voi dovete capire è che noi siamo più o meno in Occidente 800-900 milioni di persone e non hanno mai vissuto negli ultimi 6 anni, cioè l'essere umano e soprattutto noi occidentali, a livello materiale così bene. Ognuno potrà pensarla come vuole, ma c'è un'altra fetta del mondo, circa 6 miliardi, di cui una fetta di loro non c'è il gabinetto in casa e 1 miliardo non ha neanche la corrente. Quindi in un certo senso noi siamo privilegiati. La nostra fortuna è stata che i cabalisti nel 1995 hanno deciso di divulgare la Cabala tramite internet e chiaramente gli altri gruppi misterici non erano d'accordo, alcuni gruppi misterici che remavano contro e hanno fatto di tutto per impedire all'Occidente questa evoluzione. La nostra fortuna, diciamo, è stata che l'Unione Sovietica ha avuto un guasto a una centrale nucleare e di conseguenza hanno avuto dei grandi danni e disturbi in quella nazione e di riflesso e il blocco sovietico, diciamo che dopo la chiusura di quella centrale è crollato. E adesso noi dell'Unione Sovietica conosciamo solo la Russia. E da quel momento lì, circa gli anni 90, si sono potute riunire le due Germanie e la Polonia è scappata con l'Ungheria e l'Ucraina, sono scappati dalla schiavitù dell'Unione Sovietica e praticamente hanno potuto farsi una loro strada. E in Europa è arrivato internet. E nel 1995 l'Occidente ha potuto cominciare a capire che cos'era il Pentateuco. I cabalisti, visto che volevano riunire le proprie anime cabalistiche, si sono riuniti e a un certo punto hanno fatto quello che era stato detto dai loro profeti, dai loro maestri, dai loro rabbi. In altre parole, su internet c'è il Pentateuco e non può essere più distrutto proprio perché viaggia tramite la rete. Ma fatto questo, gli altri non sono stati a dormire, quelli del gruppo avversario. E che cosa hanno fatto? Hanno detto, ok, i cabalisti ci riusciranno a sfuggire, ma i nostri li spolpiamo bene. E hanno messo dentro delle ancore vibrazionali nei vari sistemi operativi con dei simboli saturniani, e quando le persone li guardano, questi simboli si ancorano nei corpi sottili tramite subconscio e inconscio e da lì non vengono più scardinati. Quindi il concetto è molto semplice, c'è una fetta di popolazione che è ignara e viene
totalmente, in un certo senso, fagocitata ogni santo giorno con questi sistemi operativi e questi browse. Quindi quando una persona ogni giorno col proprio mouse va a cliccare sopra queste icone, praticamente questi simboli entrano nel subconscio, e se quella persona non ha delle protezioni vibrazionali, radioniche o operazioni di alta magia protettiva magiche, chiaramente quando lascerà questo corpo e andrà in buca, praticamente, come diceva Paladino, scenderanno nel basso astrale e saranno schiavi dei maghi neri, e cioè di quei gruppi misterici che non sono cabalisti. Quindi, quando una persona viene da me e mi dice, magari dopo mesi che segue il canale Marietto Veneziano, o anche anni fa, quando ero nei nostri gruppi misterici, il mio sentire non è come il tuo, allora, prima di tutto il Marietto parla di cose vecchie di 6.000 anni. Chiaramente non è per anime giovani, quelle anime giovani si dovranno fare tutto il loro curriculum vitae, e soprattutto non sono sicuramente cabalisti. Quindi quando una persona mi viene a dire certe cose, non è per il Marietto ve l'ha sempre detto, il canale Marietto per anime antiche che vogliono seguire e andare e ritornare con la propria anima gemella alla Ket. Tutto il resto, cari amici, lo lascio in mano a questi bros che hanno questi simbolini che catturano i corpi sottili delle persone. Ripeto, questi simbolini sono sempre stati usati negli scudi nel Medioevo da queste società segrete che istituivano questi re, questi principi, e li vediamo nel simbolo dell'Alfa Romeo o del, come si suol dire, dei Viscontei, dove c'è questo serpente che mangia il bambino e che non è altro che Saturno un po' rielaborato e stilizzato, ma il concetto è sempre lo stesso. Quando si guardano questi simboli, questi scudi, questi circuiti radionici negativi, si può dire, catturano il subconscio e l'inconscio delle persone, e chiaramente quando la persona lascerà questo stato vibrazionale, praticamente sarà ancorato a questi ganci, e naturalmente se Saturno è un attimino bassicino, diciamo che in alto non ci vanno e vanno giù di sotto. Quindi, cari amici, chiunque non abbia il sentire del Marietto Veneziano, chiaramente non è per il Marietto Veneziano predica solamente per le anime antiche, quelle che a un certo punto dovranno fare quello salto, ritornare alla Ket. Per gli altri purtroppo, come quando io dicevo a mio papà, ma non possiamo aiutare, e il mio babbo mi diceva, è Dio che li fa così. Bene, cari amici, spero che possiate sempre seguire il canale vostro Marietto, vi consiglio di iscrivervi al canale di De Gara Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici, alla prossima, ciao!